numero 2, ancora Fabrizio Giovannetti che gioca quasi sempre a due tocchi, lo cercano i compagni, lui riesce ad andare in diagonale bene a sinistra, parte un tiro a giro, buona idea di Giovannetti, non grande conclusione del compagno. Lorenzi sale qui, proprio De Angelis in copertura, viene richiamato indietro, c'è Giovannetti che stavolta si è allargato, converge e calcia molto alto sulla traversa, dimostra di avere comunque buona forza di volontà, di volersi caricare sulle spalle i suoi compagni di squadra anche in questo momento di difficoltà. Il numero 10 in maglia rossa, disturbare la visuale, parte Aniballi, altra botta secca contro la barriera, coraggiosa in questo caso, poi Giovannetti in aria, sono soli quelli del Peperino che se lo divorano ancora una volta, stavolta con il numero 5. Forse con troppa calma, qui Falconi rischia, allora ancora Fabrizio Giovannetti, altro no look, al lato corto altro tiro. Come illumina questa squadra Giovannetti, ancora lui in possesso di palla, altro dribbling e tiro dalla distanza, il numero 10 fa tanto della squadra ospite. Lo stesso Zani procede al rinvio, a centrocampo anticipo secco di Fabrizio Giovannetti, c'è il controllo di Roberti, ancora indietro da Giovannetti, finta la conclusione, ma da Roberti al lato corto parte un tiro, il Peperino inizia il secondo tempo, così come ha terminato il primo, tutto all'attacco. Calcio d'angolo Peperino. Non demordono assolutamente quelli di Quercetti e fanno bene perché il De Angelis si dimentica colpevolmente il miglior uomo in campo a centro area, Fabrizio Giovannetti fa 2-4. Calcia da centrocampo, Giovannetti a sottrarre un altro pallone, lo cercano e praticamente uncine ed uccide lì, qualsiasi cosa gli capiti a tiro questo giocatore oggi.